Simo, se tu devi spiegare il significato di Samutadora. Io so che Samutadora è il demone del sonno. Diciamo che è È una leggenda. Anche a me leggenda. è capitato di conoscere persone che hanno provato proprio... Anche io. Ah, vedi. No, io non l'ho capitato? provato, ma conosco persone che l'hanno provato. No, a me sia io che Aletta, ad esempio, ci è successo. La sensazione di Samutadora esattamente qual è? Tu che l'hai provato. Scherzi a parte, Sì, o non- magari è condizionamento. Erano dei giorni dove ero molto stressato e avevo visto questa specie di mostro nel sogno che mi immobilizzava e urlavo e non riesci a muoverti. E mi sono svegliato ovviamente tutto sudato. Sicuramente era un sogno, però ti spaventa tanto. Io conosco persone che hanno ogni tanto qualcuno che viene a trovarli nel sonno, si parla di un signore vecchio che si mette sopra di te e non ti fa muovere, però tu sei cosciente, sai che non ti puoi muovere. È un sogno lucido, credo. Bravo, sì. Ok. Sì, lo descrivono tutti così. Un anche i miei sogno amici. lucido. Io però ho visto proprio un mostro nero tipo che mi Un'ombra. teneva. Questo non è stata l'ispirazione per scrivere poi questa canzone. Cioè, a me ha gasato il fatto che fosse una cosa oscura e aggressiva. Che mi piace questa roba della Sardegna che è un po' misteriosa e oscura, capito? È vero, Simo, ce lo garantisci? Tu che sei invece un dettagliatore, Vai. sai per caso se nel mondo ci sono altri esempi di... Cioè, che non lo chiameranno sicuramente Samutadori, ma... Cioè, noi in Sardegna le abbiamo dato un nome, però magari se tu vai a Milano ti dicono ma è figa, è lo stress del sonno. Invece a noi piace poi dare le nomi sì.